Allora, riprendiamo la questione. 15 dicembre andate a votare per il rinnovo dei consorzi di bonifica. Tutti coloro che hanno ricevuto a casa, ecco qua, votate poi lista unica degli agricoltori, tutti coloro che hanno ricevuto a casa la busta dei consorzi di bonifica non è per il pagamento ma è per le modalità e il luogo dove andare a votare, e la presentazione però delle liste la stiamo facendo qua a questo punto noi direttamente. Un messaggio: la gente come me non capisce l'importanza dei consorzi di bonifica ed è un peccato. Consiglio a tutti di votare una persona affidabile che capisce le problematiche del territorio, via la politica da questo sistema. Ecco, non capisce l'importanza dei consorzi di bonifica, quindi ritroviamo quanto costano i consorzi e chi paga le spese. Antonini. Beh, quanto costa i consorzi? Ogni consorzio ha un proprio bilancio e quindi costano qualche milione di euro ogni consorzio, insomma, tra l'altro il consorzio lavora in maniera molto specifica all'interno del territorio e il pagamento dei tributi viene fatto con un piano specifico in base anche all'attività che viene fatta dal consorzio all'interno di quelle aree. I consorzi di bonifica svolgono un duplice attività, come già ben detto, l'attività di bonifica e l'attività di irrigazione. L'attività di bonifica vuol dire prendere cura di tutti i scoli dei consorzi di bonifica e anche ridurre l'impatto idrogeologico e la difficoltà che ci può essere all'interno del territorio per quanto riguarda nel momento in cui ci sono grandi quantità d'acqua che cascano e che vengono a disurpare il nostro territorio. L'altro aspetto riguarda l'irrigazione e quindi dare la possibilità agli agricoltori di irrigare, quindi il consorzio ha una duplice attività e sempre di più una veste importante all'interno del nostro territorio. Il 15 dicembre si va a votare, la lista unitaria, lista Coldiretti C Agricoltori Italiani Confagricoltura, ha proprio quell'aspetto importante che il nostro telespettatore ha scritto nel proprio messaggio, che è via la politica, nel senso che noi mettiamo i nostri agricoltori, i nostri associati all'interno della governance dei consorzi di bonifica, perché questo è il punto importante. Chi meglio degli agricoltori può governare i nostri consorzi? Chi meglio degli agricoltori può governare i nostri consorzi di bonifica? Questo è l'aspetto importante e principale. Ecco, un'altra cosa da comprendere, per esempio, il nostro candidato qui presente è in lista 2, in fascia 2, giusto? Sì. Fascia 1, fascia 2, fascia 3, per chi non ci capisce niente, a sommi capi, cosa vuol dire? Innanzitutto bisogna dire che ad ogni contribuente, cioè ognuno che contribuisce al pagamento della propria cartella all'interno del consorzio ha ricevuto a casa una lettera di convocazione, come lei ha ben specificato. All'interno di questa lettera di convocazione è la fascia di appartenenza e il seggio dove andrà a votare. La fascia di appartenenza, e quindi la fascia 1, 2 e 3, viene caratterizzata dal valore del contributo che il consorziato paga, fino a 60-70 euro più o meno in prima fascia. Quindi cittadino normale che ha un appartamento, una casa, giusto? Certamente. In seconda fascia dai 70-80 euro fino ai 250 euro e in terza fascia superiore ai 250 euro. Quindi in base alla contribuzione si va a pagare. Attenzione, perché i seggi non sono i seggi elettorali dei pagamenti, questo è bene dirlo, del voto delle elezioni politiche o amministrative che si fanno, ma sono seggi ritrovati all'interno dei comuni, che non sono nemmeno su tutti i comuni, quindi anche su questo molta attenzione alla sede della votazione. Generalmente sono o le scuole elementari o la sede dell'amministrazione comunale, quindi anche su questo molta attenzione alla lettera che è arrivata a casa, in cui c'è scritto esattamente il luogo dove si va a votare. Allora, lei è dentro il consorzio di bonifica, certo, per cui ci conosce bene tecnicamente. Che caratteristiche presenta l'intervento per il territorio di questo consorzio? E quali sono le peculiarità, e in proiezione, secondo le sue valutazioni, anche tecniche, perché ormai le conosce bene, cosa sono delle opere indifferibili, urgenti, che devono essere programmate, fatte, realizzate? Sì, partendo sempre da quelli che sono gli scopi principali del consorzio, bonifica e irrigazione, sta anche a significare che gli interventi naturalmente vanno su quella direzione. Per quanto riguarda la bonifica, anche qua, per cercare di spiegare cosa fanno i consorzi, non parliamo solo di nuovi interventi, non parliamo solo della realizzazione di nuovi scoli, ma parliamo, e
credo che comprendiamo tutti l'importanza anche della manutenzione degli scoli esistenti, dello sfalcio delle erbe negli scoli esistenti, della pulizia negli scoli esistenti, che non sempre si riesce a fare, per esempio, con l'ausilio di macchinari importanti. A volte abbiamo ancora gli operai che con la pala, con la forca e con la falce vanno a pulire i fossi, perché magari in determinate situazioni, in determinate realtà, nel corso degli anni, nel corso dei decenni, magari anche in prossimità di questi scoli sono state realizzate abitazioni, sono state realizzate costruzioni, per cui con i mezzi meccanici non c'è quella famosa fascia di rispetto sempre disponibile che dovrebbe consentire appunto il passaggio dei mezzi che devono intervenire per. Allora ecco che nel nostro caso, addirittura nel caso del Consorzio Brenta, durante il periodo estivo, o meglio già a partire da febbraio-marzo fino a tutto agosto-settembre, vengono assunti anche degli operai avventizi, cioè degli operai con un contratto a termine, perché appunto per fare gli interventi durante il periodo estivo, come dicevo prima, non sempre le macchine riescono a passare e quindi serve ancora tanto lavoro. Che se non venissero fatte queste attività per opera del Consorzio sarebbe un disastro? È certo che sì, perché la manutenzione, il problema che è stato evidenziato anche da alcuni SMS, ma di cui insomma capita di parlare con sempre maggiore frequenza e di leggere con sempre maggiore frequenza nei giornali e vedere nei servizi televisivi anche delle famose bombe d'acqua o non bombe d'acqua e così via, deriva proprio dal fatto che la manutenzione di questi scoli non sempre viene fatta nella maniera più appropriata. Purtroppo pensiamo ad un altro aspetto, e cioè quante aziende agricole hanno chiuso in questi anni, ma molto spesso i campi continuano ad esserci ancora, per fortuna dico io. Però sempre rifacendomi alla mia esperienza di vita, quando ero ragazzino durante l'inverno, assieme ai miei familiari andavamo a pulire i fossi, perché eravamo coltivatori diretti e vivevamo su quella terra dalla mattina alla sera per 365 giorni all'anno. Oggi che queste piccole aziende agricole sono venute meno perché c'è stata una selezione naturale, come nell'industria anche nell'agricoltura, purtroppo questa manutenzione spicciola ma fondamentale del territorio è venuta meno e quindi una parte rilevante purtroppo dei problemi che abbiamo quando piove discende anche dal fatto che, essendoci meno agricoltori nel territorio, essendoci meno presidio dei piccoli coltivatori sul territorio, le piccole manutenzioni dei fossati non vengono fatte come storicamente era sempre successo e quindi i problemi sono quelli che vediamo. E da qui deriva ancora più importante, no, la necessità dell'intervento coordinato, scusate se mi ripeto, tra comuni e consorzio di bonifica, proprio perché non c'è più quell'intervento storico naturale che le famiglie dei coltivatori diretti avevano sempre garantito. Certo. Se poi vogliamo allargarci per un attimo, ho detto sicuramente fondamentale il ruolo dell'irrigazione, sicuramente fondamentale il ruolo della bonifica, se però la guardiamo anche un po' da un punto di vista ambientale, quantomeno per quanto riguarda il nostro consorzio, cioè il Consorzio Brenta, una cosa con crescente importanza, un aspetto di crescente importanza è anche quello, e questo sì ha una valenza ambientale, è che progressivamente siamo riusciti a realizzare o a rimettere in funzione, e dopo vi dirò perché rimettere in funzione, delle centraline idroelettriche, che sta a significare produrre energia elettrica che poi molto spesso serve al consorzio appunto per gli impianti di irrigazione o per gli impianti di sollevamento dell'acqua, appunto tramite appunto questa forma pulita di produrre energia elettrica. Proprio ieri a Piazzola sul Brenta, in frazione Isola Mantegna, abbiamo inaugurato il ripristino, la rimessa in moto di una centralina elettrica che ha un valore anche storico, se volete, perché parliamo di centraline idroelettriche realizzate giusto un secolo fa da Paolo Camerini, quell'imprenditore all'epoca proprietario di Piazzola sul Brenta, illuminato, che in pochi anni trasformò Piazzola da un borgo rurale nel quale regnava ancora la pellagra in quella che negli anni 20 e negli anni 30 era poi stata
la realtà industriale più importante della provincia di Padova. E le sue industrie come le alimentava? 100 anni fa, quindi non ieri mattina, 100 anni fa, Paolo Camerini queste sue industrie le alimentava grazie a 5 centraline idroelettriche realizzate lungo il corso della Roggia Contarina. Questo per dire che su questo versante i consorzi di bonifica possono dare anche un contributo ambientale molto importante. Parliamo di nuovo di energia elettrica e consorzi di bonifica dopo la pubblicità, tra pochi secondi.